tutta l'Italia sarà coinvolta in questo tema, sfide per il futuro, la crescita. Noi crediamo che nonostante un inverno demografico incredibile che stiamo vivendo, ci sono potenzialità. Abbiamo giovani del nostro coordinamento, Davide e tutto il suo gruppo che sta lavorando benissimo sul territorio, lavoriamo con le scuole, lavoriamo in tante manifestazioni. Su questo hanno discusso i donatori del sangue Fidas nel primo dei 3 incontri di caratura nazionale ospitato a Vicenza, ma rivolto ai volontari dell'Associazione di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un'area sicuramente generosa a livello nazionale per quanto riguarda la donazione, capace non solo di autosufficienza, ma in grado di distribuire sangue e derivati ad altre regioni che ne sono carenti. Una situazione però che non è acquisita per sempre, ma è frutto di un lavoro incessante di promozione e sostegno dei tanti volontari che intendono però gradualmente passare il testimone alle generazioni più giovani. La sfida sicuramente è questa, del ricambio generazionale, che poi diventa anche ricambio generazionale tra i responsabili associativi. La sfida sicuramente è quella di cercare soluzioni, trovare soluzioni, proporre soluzioni a quelli che sono altri problemi come la carenza del personale medico nei centri trasfusionali, nei centri anche di raccolta associativi. Sono tutti temi questi che oggi vengono affrontati in questo incontro e che appunto con il confronto sul territorio federale si cerca di comprendere quali poi possono essere le possibili soluzioni. Io penso che sia fondamentale dal nostro punto di vista fare in modo che tutte le federate abbiano un coordinatore giovani, perché il coordinatore giovani locale è appunto un riferimento fondamentale nel territorio per fare in modo che tanti giovani si avvicinino a questo mondo. Siamo delle persone normali, giovani, che sanno divertirci, è importante farci vedere negli eventi giovanili, è molto importante il passaparola, il dialogare giovani con i giovani, quindi delle esperienze che si fanno tra coetanei, questo è molto, molto importante.